In onda, filo diretto. Radio Libertà, ritorna Matteo Furian con il suo Avanti Futuro. Per intervenire con lui 02 92 94 7222 oppure via WhatsApp al 346 642 7756. Ben trovato Matteo. Grazie mille caro Giulio, buon pomeriggio a tutti i cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in una nuova puntata di Avanti Futuro. Rieccoci cari radioascoltatori. Come ha detto il buon Giulio Carnelli, 02 92 94 72 22 se volete intervenire, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Allora, in Avanti Futuro, visto che comunque è una trasmissione che tratta sempre di politica, ma cerca sempre di trattarla dal punto di vista anche dei giovani, e abbiamo avuto nel corso del tempo tanti ospiti giovani all'interno del programma, abbiamo parlato di problemi legati ai giovani, non possiamo non trattare una tematica che sicuramente ha fatto molto discutere in queste ultime settimane e che avrete già sentito sicuramente in qualche altra puntata, però è utile, secondo me, affrontarla all'interno di questo spazio, ovvero la protesta di alcuni studenti per il caro affitto a Milano. In questo caso sarebbe forse da dedicare a qualche come si dice, al nostro spazio per Milano, però secondo me è utile trattare anche qui questa tematica. Io comincio col dire una cosa importante. Allora, io ho visto tante polemiche nei confronti di questi ragazzi che si sono piazzati con la tenda per protestare con il caro affitti, molti attacchi anche tra l'altro di molti esponenti politici del centrodestra, anche da qualche giornalista. Partiamo però da un presupposto, e su qua voglio sentire i nostri cari radioascoltatori, perché comunque ci sono tantissime persone che chiamano che hanno qualche anno in più di me e quindi sono stati giovani in un altro periodo e sono anche una generazione completamente diversa dalla mia, anche perché io sono molto giovane, classe 1997, ho 26 anni, quindi mi ritengo ancora un giovane, non per molto ancora, però mi ritengo ancora un giovane, quindi sarei curioso di sentire un attimo anche cosa ne pensano i nostri radioascoltatori su questo tema. Io parto da un presupposto, che i tempi sono cambiati totalmente. I tempi sono cambiati e è inutile girarci attorno. Noi giovani, nel 2023, non abbiamo le stesse possibilità che avevano i nostri genitori. E non pigliamoci in giro. Ci sono state tantissimi sviluppi, tantissime evoluzioni dal punto di vista tecnologico, certamente abbiamo più cose su quel lato lì, possiamo fare cose che sicuramente le generazioni precedenti non potevano neanche immaginare, o potevano semplicemente sognare. E su questo siamo tutti d'accordo, però parliamo della vera cosa importante, delle possibilità economiche, perché questo è il punto. Noi come Lega a Milano l'aveva portata avanti tra l'altro il nostro consigliere comunale Alessandro Verri, giustamente, una proposta sul discorso del caro affitti a Milano, infatti una tematica che abbiamo trattato anche nell'altra puntata, è una tematica importante. Cioè adesso, trattando un attimo, cercando di arrivare al dunque, però parlando anche di altro in merito a questo, perché ci sarebbe tanto da dire, davvero tanto. Noi giovani non abbiamo le stesse possibilità che hanno avuto i nostri genitori. E non è questione, poi io concordo che purtroppo c'è una devianza enorme in queste, soprattutto nelle nuove generazioni, nelle generazioni che sono venute anche dopo la mia, e qualcuno sicuramente anche già nella mia, su i valori, sui modelli riguardanti al valore, all'educazione e a tantissimi altri punti su cui io posso convenire assolutamente. Però noi giovani oggi non abbiamo le stesse possibilità dei nostri genitori. I nostri genitori, e ancora prima i nostri nonni, vivevano in un contesto in cui era tutto molto più semplice. Tutto molto più semplice, ma dal punto di vista lavorativo.
C'era anche ai vostri tempi sicuramente la competizione nel mondo del lavoro, ma mai così accentuata come oggi. Ecco, quindi io questo vorrei far capire. Io ho visto delle polemiche e delle dichiarazioni allucinanti nei confronti di quei ragazzi che stanno protestando, che possono avere idee politiche differenti dalla mia, dalla vostra, ma io penso che a volte per intelligenza bisogna mettere un attimo da parte le idee politiche e basarsi ovviamente su un problema, al di là di chi lo tratta. È una cosa che abbiamo sempre detto e abbiamo sempre rinfacciato al centro-sinistra italiano, che su alcune tematiche, solo perché vengono trattate dalla destra, si fa finta di niente, come per esempio il tema sicurezza, che è un tema che spesso dagli amministratori locali o non, anche dai governatori regionali o anche da chi era ministro dei governi precedenti o presidente del Consiglio veniva completamente ignorato. Noi abbiamo sempre rinfacciato questo alla sinistra, noi non possiamo cadere nello stesso tranello, nello stesso errore. Perché il problema del caro affitto, io parlo di Milano, io ho letto anche tanti commenti, veramente, ma che problema c'è? Ti fai il sacrificio e se non riesci a permetterti una casa a Milano, semplicemente se abiti a Bergamo o ancora più lontano, ti fai 2 ore di treno e non rompi le scatole. Fai questo sacrificio. Bella, è questa la risposta che vogliamo dare a un problema evidente sul discorso del caro affitto a Milano, che anche nella periferia, nelle zone più malfamate, perdonatemi, nelle zone proprio più malfamate, nelle zone più veramente dove hai paura a scendere di casa la sera a un certo orario, paghi dei prezzi folli, folli, e poi neanche per una metratura che uno di casa ovviamente, che dice vabbè però almeno ho la metratura di casa, no, per dei buchi, per dei buchi. Vi inviterei a vedere a Milano che cosa si trova in affitto. Quindi è un tema sentito dai giovani, anche perché parliamoci chiaro, chi non ha la possibilità, o meglio, chi non ha la fortuna di vivere già a Milano, che quindi ha i genitori qui, e un tetto sopra la testa se gli va bene, ma vive altrove e vuole studiare a Milano, io capisco perfettamente la difficoltà nello studiare a Milano, perché c'è uno stile di vita e un costo della vita assurdo, assurdo. Milano ha battuto, è un caso proprio speciale, a differenza di tantissime città in tutta Italia, perché è diventata una delle città più care non solamente d'Italia, ma d'Europa, per quanto riguarda il costo della vita. Quindi io trovo molto riduttivo da parte della politica e da parte anche di qualche giornalista che dovrebbe parlare e trattare i temi, parlare di giovani capricciosi. Cioè, fino a un certo punto, fermiamoci. Qua non è questione di capricci. Io sono sempre stato il primo, per chi mi ha ascoltato e mi ha sempre ascoltato, che ha denunciato sempre un problema nella mia generazione, nelle nuove generazioni soprattutto, che si sta marcando e delineando sempre di più, per quanto riguarda i modelli riguardanti i valori, che sono una cosa importantissima, i modelli educativi. Questo è assolutamente vero. Però dire adesso che i giovani di oggi non vogliono sporcarsi le mani, non vogliono fare assolutamente niente, lo trovo veramente offensivo e anche una grandissima bugia. Comunque abbiamo subito una telefonata, voglio sentire voi radioascoltatori su questo tema, perché molti di voi hanno figli, magari della mia età, o meglio, molti di voi possono avere anche dei nipoti, voglio sentire il vostro punto di vista. 02 92 94 72 22, mi dicono dalla regia che abbiamo una chiamata. Prego, buon pomeriggio in diretta qui con noi. Ciao Matteo, sono Ferdinando, telefono a provincia di Verona. Beh, devo dire che siete proprio una generazione che non vi vuole fare un cazzo. No, battute a parte. Allora, io sono un genitore in cui c'è un figlio di 19 anni e capisco quello che stai dicendo. Purtroppo ti devo dare ragione ci sono tanti aspetti, tante cose in cui andrebbero discusse, ma tra quelle che più importanti sono le due, secondo me. Allora, è vero che il problema dei giovani che dicono che non hanno voglia è una banalissima puttanata. I giovani hanno tanta voglia di lavorare, hanno tanta voglia di inserirsi, purtroppo non hanno le capacità. Ma perché non hanno le capacità? Ma perché purtroppo qua è sempre un discorso economico. Nell'era della globalizzazione, purtroppo noi come Paese Italia siamo stati mangiati
da un sistema molto più potente che viene da tutto il mondo. Chi viene a Milano vengono i ricconi, e questo problema non possono capirlo, come cito Milano come tutte le grandi città, ecco, per farmi intendere. E purtroppo il costo della vita è alto, gli stipendi sono bassi, e questo si ripercuote nella famiglia e soprattutto nei giovani, i quali vengono tacciati come generatori che non hanno voglia di fare niente e svogliati. Però non si dice mai che questi svogliatelli vengono sfruttati a 2 euro all'ora. Io ti porto ad esempio il mio figlio che ha già fatto il secondo contratto, allora, che non ha voglia di lavorare, esce da un istituto diplomato con voti abbastanza alti, ha già fatto 2 contratti di stagista e con stipendi da 400 euro al mese, di cui 200 euro deve spendere lo spostamento. Io ho detto, vai a lavorare, inserisci nel mondo del lavoro, perché è giusto che tu debba farlo, però sappi che questo purtroppo è così, la vita è così, ci saranno opportunità, però umiliante. Io ti dico, caro Matteo, che è umiliante sia da parte della famiglia che da parte dei ragazzi. Purtroppo, però chi hanno le voci in capitolo, chi sono i signorotti, questi ben pensanti di destra, di sinistra, che vogliono fare i sapientelli dicendo che questi giovani non hanno voglia di fare un cazzo, che sono degli sfigati, senza pensare che però noi mi metto dentro, noi vecchiacci abbiamo avuto le opportunità dai nostri genitori, cose che non siamo stati capaci di dare a noi, ai nostri figli. Ecco, questo è un grande dispiacere, perché ancora adesso vedo si sta muovendo qualcosa. Spero che questo governo possa lavorare in tanti ambiti, sia nella scuola che nelle opportunità, sia negli stipendi. Però capisci bene che è un problema critico. Io ho sentito delle interviste riguardo in Grecia, dove si sta andando alle votazioni, e il problema che sto sentendo dalla Grecia è il problema nostro, perché ho sentito tanti genitori, tanti ragazzi che dicevano una volta prima di entrare in Europa c'erano opportunità, c'era possibilità. Ora siamo spenti, non c'è più niente, e sentirlo dire dai giovani è triste. E quello che mi dà più i nervi è che noi sapientelli, di noi vecchiacci, oso dire questa, vorrei dire una parolaccia, che però vogliamo fare la morale, e l'unica morale che siamo capaci di fare noi vecchiacci è quella che voi giovani non avete voglia, che siete svogliati, che siete, ti ricordi quello che diceva il ministro di Forza Italia, come si chiama, quello basso, porca miseria, non mi ricordo più il nome. Tajani? O No. parla Razzi? No, quello che diceva, adesso mi ricordo, non voglio, quello basso, che l'hanno sempre citato, porca miseria, vabbè, che diceva che voi giovani siete dei vecchiati che non avete voglia. Ecco, sentirlo dire ai ministri è triste, perché è nato proprio uno sfruttamento che dopo tante famiglie, a mio modo di vedere, stanno sbagliando, perché stanno studiando i propri figli, facendoli solamente studiare come lo studio fosse la panacea di tutti i mali, dove tutti quanti devono diventare laureati, dopo alla fine si devono limitare a fare lavori umili perché il lavoro non esiste. Però detto questo, però purtroppo è il sistema globale in cui tutto quanto abbiamo la spinta dalla parte di una manodopera che si presenta nel nostro paese a un costo bassissimo, e purtroppo il nostro stile di vita si è drammaticamente abbassato. Tutto qua, purtroppo il dramma è quello libero, cioè, e non possiamo fare niente. Ecco, tutto qua. Aspetto la tua chiamata, grazie la tua risposta. Ciao, grazie. Io ringrazio il nostro radioascoltatore per essere intervenuto, perché ha portato anche una sua testimonianza personale, ha parlato da padre e genitore, e spero che tutti voi abbiate ascoltato il suo intervento. Chi altro ovviamente vuole intervenire può farlo allo 02 92 94 72 22, e io concordo dalla prima all'ultima parola che ha detto il nostro radioascoltatore, cioè ha messo in sintesi il mio pensiero.
perché sta parlando da genitore, perché è una persona che conosce benissimo qual è la situazione. E a me fa ridere questa cosa qua, perché poi, allora, i giovani dicono che ci sono dei problemi per quanto riguarda il lavoro e anche dei problemi legati al costo della vita in alcune città, come adesso ho fatto l'esempio a Milano, ma poi in verità si può estendere a tante altre realtà, ovviamente, che ci sono nel nostro paese. E qual è la risposta dalla cosiddetta elite, giornalisti, intellettuali vari, quei politici di destra e di sinistra? Adesso io qua non parlo proprio di destra e di sinistra, della politica in generale. Qual è? Ma non piagnucolate? Non fate niente? Cioè, così. E poi però dopo ci lamentiamo e diciamo, cavolo, ma i giovani italiani, mamma mia, maledetti, scappano all'estero. Menti che scappano all'estero, perché all'estero poi non scappano tra l'altro solamente le menti, cioè chi si laurea in ingegneria o così, ma anche chi magari semplicemente ha conseguito un diploma, vuole fare un tipo di lavoro umile, ma neanche per forza un lavoro umile, all'estero viene pagato sicuramente di più, però dopo piangiamo, cioè dopo ci scendono le lacrime, dopo diciamo, oh cavolo, no, c'è questo problema, la fuga dei cervelli, però quando i cervelli sono qui in Italia e dicono che c'è un problema, li demonizziamo, sottovalutiamo i problemi, non ascoltiamo i problemi, facciamo tutto tranne che ascoltare. E questo è l'errore più grande in assoluto che la politica può fare, che un paese sta facendo, perché io adesso parlo proprio da giovane, noi siamo il futuro, cioè questo bisogna metterselo in testa. Tra 20 anni, 30 anni, siamo noi il futuro. Quindi uno deve ascoltare i problemi di cui parlano. Certamente ci sono tantissimi problemi. Io concordo che ci sono alcuni problemi su cui non condivido alcune posizioni di molti giovani, perché lì poi ci sono certamente delle connotazioni politiche, ci si divide in destra e sinistra, però su alcuni temi, cioè io adesso vi voglio leggere delle parole che ha detto Porro, che è un giornalista che io ho sempre stimato e stimo tuttora, però questa volta non mi trovo d'accordo con lui. Ecco, Matteo, poi c'è una chiamata, un'ascoltatrice. Grazie Giulio, sì, ho visto, volevo solamente finire il discorso. Diritto alla casa, basta piagnucolare. La casa vicino al Politecnico, il mio diritto a fare l'università, il mio diritto a essere promosso, il mio diritto dopo l'università a avere un lavoro, il mio diritto che sia dignitoso, il mio diritto a essere pagato bene, è il mio diritto a avere il tempo libero, è il diritto di sta ceppa. Basta piagnucolare, cioè così ha detto Porro sostanzialmente. Ma scusatemi, questi giovani che mai chiederanno? Cioè, il nostro radioascoltatore ha detto una cosa assolutamente vera, perché oggi esistono i famosi stage, no? Tu vai a lavorare per, facciamo finta, un'azienda X e come stagista ti pagano forse, se ti pagano 400 o 600 euro e lavori, e vi assicuro che lavori dalle 9 del mattino alle 18 di sera, cioè lavori come un lavoratore normale, cioè non è che fai altre cose così. Sei in stage dalle 9 alle 18 di sera, 400 euro al mese, solitamente ti danno magari 100 euro, 200 euro buoni pasto per mangiare fuori se ti va bene. Questo è lo stipendio. Poi finisce lo stage, la maggior parte delle volte ti guardano e dicono grazie per aver lavorato con noi, le faremo sapere. Le faremo sapere. Certo, il giovane si è fatto un'esperienza, sicuramente, una grande esperienza e avrà imparato delle cose, perché quello servirebbe obiettivamente lo stage. Però nel frattempo, perdonatemi, cioè questo si chiama sfruttamento. Si chiama proprio sfruttamento. Comunque abbiamo una chiamata. Prego, buon pomeriggio, in diretta qui con noi. Buongiorno, sono io? Sì, prego, in onda. Ascolti, sto ascoltando per il problema della casa in affitto a Milano, da gente che magari fanno 25-30 minuti di treno. Io le dico che mia figlia, siccome abitiamo fuori paese, al mattino 6:30 prendeva la bicicletta, poi andava a prendere il pullman, poi andava a prendere il treno e poi prendeva la metropolitana. Non ha mai fatto nessuna discussione. E quando era a casa, signora, mi perdoni, non stiamo parlando di persone che ci mettono mezz'ora, perché io ho fatto io non studio a Milano, studio a Pavia e ci metto 1 ora e 20 a arrivare all'università. Appunto, Quindi... ma siccome io per la televisione
sentivo tanti che da Bergamo ci mettono mezz'ora, 25. Questo discorso, guardi che mia figlia si è laureata e quando era il mese di luglio e agosto che non c'erano lezioni andava a curare i bambini nelle colonie, eppure è riuscita a laurearsi bene. Perciò alle volte diciamo dei giovani, ma alle volte le manca proprio la volontà. I giovani vogliono essere troppo coccolati, questi giovani, e questa è la rovina dei giovani. La saluto e arrivederci. La ringrazio per il suo intervento. Io dico la verità, non mi trovo d'accordo con la nostra radioascoltatrice, poi ognuno ha la propria ovviamente idea e visione, così. Mi spiace che la signora abbia sentito del ragazzo che ci mette 20 minuti ad andare in università e voleva magari la casa più vicina, così, però io almeno le interviste che ho letto e che ho sentito di molti, magari gente che abita a Brescia e ci mette 1 ora e 40 a arrivare in università, 2 ore, e ha cercato di trovare una sistemazione a Milano, quantomeno a Milano, in una zona decente, non riusciva per il caro affitti. Io ho sentito di questo, sicuramente ci sarà quello che ha detto ci metto 20 minuti e mezz'ora. Io studio a Pavia, non studio a Milano, io sono di Milano città, però studio a Pavia perché è un'altra buonissima università e io per andare all'università ci metto 1 ora e 20 totale, 1 ora e 20. Anch'io la mattina mi sveglio alle 6 mi svegliavo, scusatemi, parlo al passato, mi svegliavo alle 6, prendevo non la bicicletta in questo caso, ma il mio bus, c'era un bus che mi portava alla stazione, 10 minuti, un quarto d'ora di bus, 50 minuti di treno, arrivato alla stazione di Pavia, scendevo 20 minuti a piedi per arrivare in università. Questa era la mia routine, ecco, per arrivare in università. E anche io non è che ho detto, a parte che a Pavia c'è un'altra situazione, ovviamente molto più accessibile rispetto a Milano in termini di prezzi di affitti, ovviamente stiamo parlando di 2 realtà completamente diverse, però anch'io personalmente non mi sono lamentato. Però posso dire una cosa alla signora, mi dispiace che ha messo già giù la telefonata, e sentir dire che questi giovani vogliono essere coccolati e vogliono aver tutto, e quello poi è un altro problema. Su tantissime altre cose la nostra generazione è una generazione viziata su determinate cose, però non utilizziamo questa scusa, perché a me pare questo, che è una verità, perché ne ho sempre parlato, che per quanto riguarda i modelli di valori educativi sicuramente si sono fatti dei passi indietro su alcune tematiche, ma in primis anche da parte delle famiglie stesse, mi permetto di dire, ma parlo anche del mio caso, di tutti sicuramente dei passi indietro, però non usiamo questa scusa per dire i giovani sono troppo coccolati, sono troppo viziati, pretendono troppo dalla vita, vogliono troppo, perché stiamo parlando di 2 cose diverse, perché il signore prima ha fatto l'esempio iconico, perfetto, dello stage, e credetemi che anche io nel cercare lavoro, una marea di offerte, ma veramente quasi 3/4 delle offerte che avevo, erano paghe da fame, che se uno è messo veramente male, ha bisogno di soldi, assolutamente lo deve fare per portarsi a casa qualcosa, così. Però stiamo parlando di sfruttamento, e cavoli, quando i giovani denunciano questo tipo di situazione gli si risponde che sono dei piagnucoloni. Comunque abbiamo delle altre chiamate, no, ok, abbiamo dei messaggi. Allora, leggo subito tutti i messaggi. Avete notato come i consulenti della Schlelle hanno detto di non farsi vedere e tenere il profilo basso nell'alluvione della regione, dove era vicepresidente? Questo è vero, e lei manca una parola, bene, si qualifica da sola del partito che l'ha scelta, Forza Romagna ce la faremo senza questi personaggi. Grazie Maurizio per averci scritto. Viva l'autonomia che significa responsabilità. Questo ce lo scrive Valli, grazie Valli. Poi rammento che ci sono pendolari che lavorano fuori sede o città e lo fanno da 35-40 anni. Ringrazio il nostro radioascoltatore, è vero. Anche questo è vero. Poi altro messaggio, ciao Matteo, concludendo il discorso che ho fatto, noi vecchiacci per costruirci una casa ci mettevamo circa 10 anni di mutuo, mentre oggi per un appartamento un mutuo devi farlo per 30 anni. Ferdinando da Verona. Io ringrazio di nuovo Ferdinando per averci scritto, perché è assolutamente vero. Ma io mi chiedo, allora, io vi faccio questo paragone qua. Ma io ho conosciuto un sacco di persone nella mia vita che non è che facevano magari dei lavori che uno dice chissà che lavori facevano, e uno dice vabbè, era il direttore di una banca, aveva una carica importante all'interno di un'azienda, di una multinazionale, quindi grazie, no?
però persone che facevano anche lavori umili, che nel giro di 8 anni riuscivano, oltre a comprarsi la casa propria, ma nel giro di 8 anni riuscivano anche magari a togliersi lo sfizzetto di prendersi la casa in montagna o la casa al mare. Ecco, pensiamo a oggi, 2023. Io, Matteo Furian, 26 anni, comincio a lavorare. Come faccio a prendermi, a meno che ovviamente, ripeto, ricopro una posizione di cui ho parlato poco fa, una posizione alta, prestigiosa, ma parliamo di uno stipendio da impiegato, 1.200, 1.300, 1.400 euro al mese, ok? Come faccio? No, questo non è per dire, perché ho la pretesa, voglio avere la casa al mare, in montagna, per favore non prendete le mie parole, ci mancherebbe altro, no? Ma la domanda è come faccio a costruire, cioè, è per fare un paragone con il passato. Con il passato, cioè 30 anni fa, 40 anni fa, c'era una situazione completamente diversa e quando io dico voi avevate sicuramente più possibilità in termini lavorative ed economiche, è la verità, è la verità. Cioè, non su questo punto qui, su questo io voglio battere, voglio sentire la vostra opinione. Allora, adesso, cari radioascoltatori, andiamo un attimo in pubblicità con un breve stacco musicale. 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta. Voglio sentire un po' più di radioascoltatori su questo tema, perché mi fa piacere. Soprattutto, come hanno fatto il signore e la signora che sono intervenuti prima, parlate se avete esperienza diretta in caso di figli, nipoti anche, perché anche chi ha i nipoti, così, e anche chi magari non ce li ha, nessuno dei due, chi se ne frega, poco importa, ovviamente, può dire, ovviamente, ci mancherebbe altro, la sua opinione, però è importante, voglio sentire la vostra voce, 02 92 94 72 22, o scriveteci su WhatsApp al 346 642 7756. Pubblicità, rimanete sintonizzati e ci risentiamo dopo lo stacco musicale. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà.
Delicate, Taylor Swift. Ridiamo subito la linea a Matteo Furia. Matteo, c'è una chiamata per te. Grazie mille caro Giulio, rieccoci cari radioascoltatori, ben ritrovati qui su Avanti Futuro su Radio Libertà. Passiamo subito alla chiamata. Prego, buonasera, in diretta qui con noi. Eccoci qua Matteo, mi senti? Sì, la sento forte e chiaro, prego. Benissimo, ascolta, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia, ciao. Allora, guarda, io ti do due motivazioni, come dire, per poter sistemare questa tematica. Comunque è vero, noi effettivamente abbiamo avuto, chiamiamole, più possibilità. L'Italia era un'altra Italia, era tutto diverso, era totalmente diverso. Io do la colpa di tutti questi casini, uno all'euro, ok? Passiamo da 1.000 a 2.000 lire. E quindi da quella volta adesso vogliono recuperare poi anche il resto dopo la pandemia. E la seconda cosa, come dire, la colpa è sì dell'euro, questo sicuramente, ma è anche, come dire, anche di una politica forsennata da parte della sinistra, che ha convinto le persone che comunque, al di là di tutto, è giusto che abbiano un reddito, la cittadinanza, che è tra l'altro un nome stranissimo, e poi che non fare niente, stare sul divano probabilmente è più conveniente che andare a lavorare. Noi quella volta avevamo anche una gran voglia di lavorare, al di là adesso dei ragionamenti retorici, però direi che proprio l'euro è questo. Secondo, un'altra cosa che potrebbe essere sistemabile anche questa questione, anche con la questione dell'autonomia. Io sono convinto che con l'autonomia evidentemente tante cose si possono mettere a posto a livello regionale e si può fare molto di più. Invece queste qua sono tutte manovre per non avere l'autonomia e per continuare ad avere questo maledetto euro, Europa, euro e compagnia cantante che ci sta portando allo sfascio. Ciao Matteo, grazie. Grazie mille a lei per il suo intervento. Ma allora, adesso io concordo con il nostro radioascoltatore, ci sono delle gravissime colpe, ma senza parlare troppo del passato, perché le colpe purtroppo le conosciamo tutti, gli errori che sono stati fatti in passato dal nostro paese e dalla politica italiana, anche dalla politica italiana. Però, tornando sempre al punto, senza porre la nostra attenzione sul passato, ma sul presente, cioè, io penso una cosa, intanto che bisognerebbe introdurre in questo dannato paese il salario minimo. Qua sembra che la si faccia una questione di destra e sinistra, così, ma dovrebbe essere una questione di tutta la politica italiana, il salario minimo. Punto 1. Punto 2, modificare il discorso dei stage, perché non esiste che un'azienda, io capisco il ragionamento che c'è dietro l'azienda, perché io prima ne ho parlato così, però il discorso che sta dietro lo stage nasce perché la figura che entra all'interno di un'azienda, ok, dell'azienda X, non è una figura che è responsabile ancora al 100%. Responsabile cosa significa? Che è in grado di agire, di lavorare autonomamente rispetto a un lavoratore che è già formato. E fin qua ci siamo. Ma la mia domanda è questa: ai vostri tempi come funzionava? Cioè, domanda, lo dico curiosità, chiedo per un amico, voi che magari qualsiasi tipo di lavoro, domanda, questo grazie a Dio nei lavori umili accade molto molto meno, però parlo di chi lavora magari in un'azienda che mi sta ascoltando. Voi siete nati, tra virgolette, imparati? Cioè, nel senso, siete già arrivati sul posto di lavoro che sapevate come funzionava tutto? No, vi hanno insegnato. Vi hanno insegnato e nel corso di poco tempo avete imparato. Per me è andata proprio così, guardando anche amici di famiglia, qualche familiare mio, qualche persona che ho conosciuto nella mia esperienza diretta. Funzionava così. Potevi essere in prova, magari, se eri per caso una persona affidabile, se eri una persona che magari era sveglia dal punto di vista dell'intelletto, cioè che apprendeva facilmente e che dopo poco tempo gli si spiegava le cose e imparava come fare, il metodo, come fare, così. Va benissimo. Quindi io da una parte capisco la logica che ci sta dietro lo stage. Un'azienda X dice: non posso pagare una persona che non è formata, tra virgolette, che poi gli devo star dietro, però vi assicuro che questo è assolutamente vero,
che sicuramente il giovane che entra magari in un'azienda, se non ha esperienze pregresse, non può lavorare completamente in autonomia, però parliamoci anche chiaro, quel giovane lì lavora, non sta lì a pettinare le bambole, dei compiti gli vengono dati, non è che lavora meno rispetto a un altro dipendente. Quindi stiamo parlando, perdonatemi un attimo, lavorare dalle 9 del mattino alle 18 di sera, orario tra virgolette di ufficio, come fa ogni dipendente. Il dipendente guadagna 1.200 euro, lo stagista magari ne guadagna 400-600. Cioè, esattamente la metà o meno della metà. La domanda è giusto? È giusto? Perché, ripeto, capisco la logica, ma vi assicuro che poi la persona interessata, il giovane, impara. Se non dovesse imparare, va a casa, perché vuol dire che non è adatto a ricoprire quel ruolo, evidentemente, se dopo tot tempo non è capace. Quant'è che gli devi stare dietro un giovane per insegnare determinate cose? Dopo che una volta sei stato dietro 1 settimana, 2 settimane, così. Se poi può capitare sicuramente che la persona interessata fa fatica a svolgere quel tipo di lavoro, cioè che quindi dopo tot tempo non è ancora in grado di svolgere, cioè deve sempre avere il sorvegliante, tra virgolette, il guardiano che gli dice sempre come deve muoversi, cosa deve fare, cosa deve schiacciare sul computer, così. Cioè, scusatemi, evidentemente non è adatto per quel tipo di lavoro. Ma questa dovrebbe essere la logica. Cioè, se no si parla secondo me solamente di sfruttamento. Di sfruttamento. Poi non si capisce perché moltissime aziende dicono il giovane non ha esperienze pregresse. Ma grazie al cavolo ho appena finito l'università, però lei non ha lavorato, No, ho lavorato, che lavoro ha fatto? Per pagarmi gli studi ho fatto quello che potevo permettermi in quel momento, ovvero anche per cercare di studiare ho fatto il cameriere, però qua siamo in un'azienda così, però il titolo ce l'ho. Cioè, torniamo sempre lì. Cioè, quindi il giovane prima di avere un posto, poi non è sempre così, a molti può andare anche bene, può essere diverso, tra virgolette, deve essere sottopagato, per non parlare di essere sottopagato e non solo di stagista, perché ho conosciuto anche persone che sono laureate in ingegneria che in Italia prendono davvero pochissimo rispetto a quello che prendono i propri colleghi negli altri paesi, e allora lì si parla di fuga di cervelli, cioè siamo veramente all'assurdo. Quindi il giovane per costruirsi e poi io mi collego a un altro piano, comunque è arrivato un altro messaggio che leggo subito. Secondo me la società che è malata, la maggior responsabile, poi come ha detto il radioascoltatore, l'euro e di conseguenza l'impossibilità di avere la nostra autonomia di decisione. Ciao Gio. Grazie Gio per averci scritto, ma questo fatto qua poi si ripercuote su di tutto, perché se io non ho un lavoro, cosa vuol dire giovane? Che sto in casa con i genitori. Se ho un lavoro che mi pagano pochissimo, vuol dire che sto in casa con i genitori. Se ho un lavoro che non mi permette di poter sopravvivere e sono pochi soldi, non posso uscire di casa, quindi non posso costruirmi una famiglia. Se sono fidanzato vuol dire che quindi ritarderò e aspetteremo ancora prima di mettere i figli. Adesso non voglio entrare nel discorso delle natalità basse, perché qualcuno dice, cioè si aprirebbe veramente un capitolo, perché uno può giustamente fare il paragone, ma come? Ma ce l'ho anch'io in famiglia, per esempio, ma come, scusami, mia nonna, il padre faceva il pescatore, la madre non lavorava, una famiglia abbastanza povera, erano 7 fratelli, eppure erano poveri, che litigavano per le scarpe. Uno dice, ma com'è possibile, scusami, che tanti anni fa si facevano 7 figli eppure si era poveri? Cioè non parliamo di gente che era benestante, che aveva una posizione affermata nella nostra società. La verità è che i tempi sono cambiati a questa risposta. I tempi sono cambiati. I tempi sono molto cambiati, i figli, poi c'era anche secondo me una mentalità un po' diversa all'epoca, in altri tempi, perché generalmente si andava a lavorare prima, non c'erano dappertutto quelle ambizioni di dire mi voglio laureare se si veniva da un certo tipo di famiglia, perché era questa la verità.
così, salvo casi eccezionali, e i figli erano quelli che poi a una certa età, ma da giovani, comunque da ancora ragazzini, contribuivano nel portare il pane sul tavolo a casa, finché poi non diventavano completamente autonomi e andavano via di casa perché c'erano le possibilità comunque di prendersi un'altra casa, di mettere su famiglia e così via dicendo. Così. Quindi e questa è la risposta, secondo me. C'era un altro tipo di mentalità, un'altra visione dei figli. Non sto dicendo che i figli venivano visti come semplicemente degli animali da lavoro, non sto dicendo questo, ci mancherebbe altro una volta, non sto dicendo questo, però c'era una mentalità diversa, un'educazione diversa, completamente diversa su questo piano qui. E oggi la società comunque si è evoluta rispetto a così tanti anni fa, dei tempi dei miei nonni, e quindi sicuramente sono cresciute sicuramente le ambizioni anche dei giovani. Questo è un altro problema, per modo di dire, perché l'ambizione è giustissima. Perché ai vostri tempi, adesso ho chiamato qualche radioascoltatore, vado a naso, ovviamente, magari i nostri radioascoltatori che sono appena intervenuti hanno 40, 45 anni, 50 anni, così ai loro tempi non so quante persone andavano in università di amici, già avere il diploma era la laurea di oggi, fino agli anni 70, agli anni 80. Oggi invece, con solamente il diploma, cioè fai fatica a dir poco, ma veramente a dir poco, solo col diploma. Serve per forza la laurea, e ormai non serve neanche solamente più la laurea, serve un pezzo di carta in più, che può essere una magistrale, una specializzazione, un master. Ok? Quindi i tempi sono cambiati in questo senso. Le ambizioni hanno portato a una competizione nel mondo del lavoro tra giovani enorme, nel senso che ormai la laurea la prendono tutti. Tutti fanno un corso universitario. E quindi questo, se è una cosa molto positiva, poi vabbè, se andiamo a guardare il numero dei giovani che poi abbandonano l'università per andare a lavorare, è alto. E il numero di questi che poi trova occupazione c'è da mettersi le mani nei capelli. Però sono tanti i giovani che al giorno d'oggi che fanno l'università. E questo, se è una cosa molto positiva, che i giovani di tutte le famiglie, al di là dal ceto sociale da cui viene la famiglia, che può essere povera o ricca, fanno l'università, che è una cosa positivissima. Questo però ha aperto a una competizione ancora maggiore, anche perché adesso ci sono 3.000 corsi su cui si può lavorare in università. Una volta, ai tempi, i corsi maggiori in cui ci si laureava in università era medicina, giurisprudenza, lettere e altre discipline. Oggi c'è un'infinità veramente di corsi su cui ci si può laureare. E poi alla fine ci ritroviamo che un'azienda X fa un colloquio a 10 giovani che hanno lo stesso titolo, e più o meno qualcuno ha un pezzo di carta in più, qualcuno magari ha un'esperienza in più. Soprattutto oggi quello che conta è avere un'esperienza, per chi ha la possibilità di andare all'estero a studiare o di andare anche a vivere. Quello conta, di conoscere bene una lingua, soprattutto l'inglese, sulla carta, in un colloquio. E per chi ha avuto le possibilità, sottolineo, perché non è da tutti avere questa possibilità, però sostanzialmente sono quasi tutti uguali, tutti hanno una laurea, ok, così. Quindi in questo senso nasce la competizione, in questo senso anche, da una parte. Scusatemi se oggi mi sono soffermato su questo tema, però era un tema che secondo me meritava l'attenzione un attimo di tutti noi. Questo programma si chiama Avanti Futuro, parliamo di giovani, parliamo di politica, e la politica rimane il fatto che oggi non è in grado di trattare questo tema, a mio avviso. Destra e sinistra parlo adesso, non è in grado di trattare questo tema, come purtroppo non è capace di trattare tantissimi altri temi. Con trattare intendo dire non parlarne, perché parlarne siamo bravi tutti a parlarne, però a cercare di trovare la soluzione, perché è quello che il politico dovrebbe fare. Il politico è pagato per
gestire, per amministrare il bene pubblico, però anche per risolvere i problemi che si verificano all'interno della nostra società su qualsiasi tematica. Poi ci sono i vari esperti, c'è chi è più specializzato in un determinato, infatti ci sono i vari ruoli al governo, non a caso, però il ruolo del politico dovrebbe essere quello di risolvere i problemi dei giovani e dei cittadini, dei giovani e non. E purtroppo, come tantissimi altri temi, in questo paese si parla, si dibatte, se ne discute, però una soluzione reale ai problemi non viene mai trovata. E questo è il motivo per cui sempre più persone si stanno allontanando dalla politica, sempre più persone disertano le urne. Questa che sto dicendo non è una giustificazione, ci mancherebbe altro. Io sono sempre andato a votare, penso che finché avrò vita andrò sempre a votare, perché è un diritto, è un dovere, e poi comunque personalmente io ragiono così: non lascio decidere agli altri, almeno questo piccolo lusso di poter esprimere il mio voto ce l'ho sulle amministrative di un comune, regionali o quando ci capita per il governo. Almeno datemi il piacere di andare a votare, di farmi dire la mia, anche se magari poi non concordo, non mi piace nessuno, così, però non lascio decidere agli altri. Questa è la mia filosofia. Mi devo sempre esprimere, perché io concordo su tantissime cose, però bisogna sempre andare a votare, dal mio punto di vista. Questa poi è la mia idea rispetto alle idee di tutti, ovviamente anche di chi ha deciso di non andare alle urne, che secondo me non va messo al palo alla gogna, perché ovviamente ci sono dei problemi che hanno delle radici molto più profonde. Però fatto sta che comunque proprio questo è il punto della politica italiana. Ecco perché le persone cominciano a non fidarsi più della nostra politica. Destra e sinistra, adesso metto dentro tutti nel piatto, Possiamo parlare di tantissimi temi, di come sono gestiti. Anche di politica europea potremmo parlarne, di come stanno gestendo determinate tematiche, per non parlare della tematica dell'Ucraina, però adesso non voglio aprire il vaso di Pandora, anche perché siamo arrivati ormai alla conclusione del programma. Io comunque siamo arrivati alla conclusione. Adesso io ringrazio tutti i radioascoltatori che sono intervenuti, ringrazio anche tutti coloro che hanno trovato il tempo di scrivere un bellissimo messaggio su WhatsApp. Un grazie di cuore va sempre a tutti voi che ci sostenete sempre, mi raccomando, Radio Libertà, una radio davvero libera. Grazie di cuore a tutti voi, vi auguro uno splendido weekend di riposo. Grazie per l'ascolto. Avete ascoltato Filo Diretto,